Alla fine del nostro tour siamo arrivati nell'azienda agricola Eredi Gagliardo e vicino a me c'è la responsabile Dossi Chiara, e tra l'altro vedo anche alcuni amici, la componente di Verona, che saluto, la signora Salvagnin, che mi fa molto piacere che sia venuta in campo, buongiorno, e altri che dopo andremo a salutare uno per uno. Qui siamo in campo con una stupenda varietà, e quindi mi devo complimentare con la Chiara Dossi, perché effettivamente tutti gli anni ci dà la possibilità di vedere delle varietà stupende, perché complimenti, questa è una bellissima varietà. Questa è una varietà SI Liam di Syngenta. Qui tra l'altro abbiamo anche il responsabile, l'uomo che ha voluto a tutti i costi lanciare la varietà a livello nazionale, e gliene siamo grati, l'amico Roberto Bassi. Sia ben chiaro che anche in questo caso Chiara aderisce alla filiera Carta del Mulino, filiera importantissima. Dopo magari invito chi vuole a vedere anche l'impianto di fiori, il miscuglio di fiori, che chi fa il contratto con Barilla deve destinare il 3% al miscuglio fiorito, che è anche un modo per fare un discorso di sostenibilità, cioè produrre in modo sostenibile, ok? Che è molto importante. Noi dobbiamo assolutamente produrre, e tra l'altro mi risulta anche di più, però in modo sostenibile, cioè rispettare l'ambiente e rispettare anche determinate caratteristiche del prodotto, perché essendo in filiera è un prodotto che deve essere tracciabile, un prodotto che deve avere determinate caratteristiche molitorie, e quindi io, avendo vicino a me il responsabile di questo prodotto, che effettivamente è un bellissimo prodotto, Bassi, vorrei chiedere alcune delucidazioni tecniche del prodotto stesso. Sì, l'IAM è praticamente stato fortemente voluto, come dicevi te, proprio perché c'era l'esigenza di avere un biscottiero il più perfetto possibile, per quel che si può ovviamente auspicare, e diciamo che con l'IAM abbiamo ottenuto sicuramente una varietà molto interessante, perché racchiude in sé i vantaggi di un profilo squisitamente biscottiero, perfetto in tutti i suoi parametri, diciamo, molitori, ma legato insieme a una grande produttività e una grande capacità di adattamento, che sono le caratteristiche più importanti secondo me di Liam, perché è una varietà che anche in situazioni come spesso ci troviamo ad affrontare, di grande siccità o di mancanza di acqua in certi periodi chiave del ciclo del frumento, riesce sempre comunque a compensare molto bene. In questo caso la fertilità della spiga e l'accestimento vengono sempre compensati molto bene dalla varietà, in modo tale che comunque si riesca a arrivare alla produzione. Inoltre è una varietà molto poco sensibile, anzi tollerante alle principali patologie fungine, e questo rientra nella sostenibilità ovviamente, perché richiede veramente un minimo di attenzione per poter gestire le patologie. È una pianta comunque molto sana, e soprattutto riesce anche a chiudere molto in fretta, quindi a bypassare quello che è il problema dei biscottieri di non riuscire a fare il peso ettolítrico, proprio perché, pur essendo una varietà comunque tardiva, adatta per questi ambienti assolutamente a nord e sud del Po, però riesce a chiudere velocemente, quindi a fare peso e quindi a soddisfare anche quelle che sono le esigenze dell'azienda agricola, oltre che della filiera biscottiera. Ecco, so che in questo campo avete usato dell'Organ Top 919. A che dosaggio l'avete usato? Abbiamo fatto 300 kg. Bene, e è una strategia dell'azienda in questi ultimi anni, che è quella di aumentare l'apporto di prodotti con base organica, anche perché i nostri terreni effettivamente lo stanno richiedendo. Questo abbiamo anche qua gli amici di Fomet che li ringraziamo per darci questi splendidi prodotti, che effettivamente andiamo ad aumentare la dose organica in campo. Dopodiché cosa è stato fatto in accestimento qua? Poi abbiamo fatto una concimazione liquida in accestimento, 200 kg circa, Azo Super Trio TS, ulteriore concimazione in levata, sempre liquida. E dopodiché è stato fatto dell'Azo Super Trio MGS, sì, in foglia bandiera, o mi sbaglio? In foglia bandiera. Io volevo anche chiedere che prodotto abbiamo fatto in spiegatura. Latusera in foglia bandiera. Abbiamo usato le Latusera sia in foglia bandiera che in spiegatura.
ok? Quindi in foglia bandiera l'abbiamo usato a 0,8 litri per ettaro, mentre in spiegatura l'abbiamo usato a 1 litro. Non logicamente doppio trattamento, però l'abbiamo fatto a 0,8 dove non abbiamo fatto dopo in spiegatura. Dopodiché tutti questi prodotti liquidi quest'anno tra l'altro hanno avuto un ottimo impatto e mi devo complimentare veramente, perché in caso di siccità il prodotto liquido ci dà le migliori espressioni, perché vediamo un grano stupendo. Se mi vuoi parlare un po' dei tuoi prodotti, di questi 2 prodotti liquidi, te ne sarei veramente grato. Grazie. Grazie all'azienda e grazie a tutti voi che mi ascoltate. Sono prodotti fluidi, noi li chiamiamo, solo perché hanno un peso specifico alto, 1,4 e 1,5. Quello che abbiamo messo a punto è una reazione chimica di un prodotto che ha il 21% di azoto specifico per grano e nelle 3 forme azotate, quindi nitrico, ammoniacale ed ureico, e il 10% di zolfo. Questo prodotto, anche fatto alle dosi indicate, nonostante quest'anno ci siano state le temperature molto alte, ha un'efficienza superiore a meno del 30% rispetto al granulare, proprio perché ha questa capacità di penetrare più rapidamente e quindi le perdite per volatilizzazione sono notevolmente ridotte. Poi è stato utilizzato per anche avere un prodotto con una foglia bandiera che mi garantisca un peso specifico più importante, una miscela a cui oltre all'azoto e allo zolfo è stato aggiunto il magnesio, proprio per migliorare la capacità fotosintetica della foglia bandiera e quindi di avere una efficienza massima. Quello che stiamo facendo è cercare di ottimizzare le concimazioni e sicuramente insieme con produttori sementi polesani e con le varietà che ci vengono fornite riusciamo in questo intento, perché mi pare che il grano parli da solo. Grazie. Abbiamo con noi anche l'amico Andrea Pedrazzini perché in azienda sono state fatte delle prove con il Pentac 5 ala, addirittura è stato usato un doppio trattamento 0,8 più 0,8. Se ci vuoi dire qualche cosa anche in merito a questo nuovo prodotto, questo acceleratore della fotosintesi, te ne sarei veramente grato. Prego. Grazie e di nuovo buongiorno a tutti. Sì, abbiamo utilizzato Pentac 5 ala, quindi parliamo di un prodotto che fa parte del gruppo degli acceleratori di fotosintesi della linea Diagro, quindi marchio dell'azienda DIA, che è un'azienda italiana. In particolare Pentac 5 ala abbina dei macro e microelementi in associazione ad ALA. ALA che cos'è? È un amminoacido precursore della clorofilla, precursore a tutti gli effetti del tetrapierrolo, che si lega poi al magnesio e quindi dà clorofilla, va a costituire quindi un atomo di clorofilla. Durante il giorno quindi si assiste effettivamente a un'accelerazione di fotosintesi sulla pianta, mentre durante le ore notturne a un rallentamento della respirazione, quindi un risparmio a livello energetico. Questo effetto permette alla pianta di innescare una serie di meccanismi enzimatici che oltre all'attività accelerazione di fotosintesi, soprattutto in situazioni di stress, determina una maggior efficienza a livello di apparato radicale in termini di assorbimento degli elementi nutritivi. Quindi sicuramente parliamo di un prodotto innovativo, esclusivo di agro. Consigliamo a livello pratico 2 trattamenti anche a 1,25 litro come dose ettaro, e il vantaggio è quello di poter utilizzare in miscela con gli altri prodotti impiegati in campo. Inoltre abbiamo notevoli esperienze non solo su frumento e su cereali in generale, ma anche su altre svariate culture con effetti decisamente positivi. Arrivati a questo punto, io volevo chiedere, visto che l'amica Dossi Chiara sono anni che è inserita nel contesto della filiera Barilla, come ti trovi in questa filiera? Hai qualche osservazione da farci e qualche tua, visto che tra l'altro è rappresentante regionale di Confagricoltura dei cereali alimentari. Bene. Cereali alimentari. Benissimo Presidente. Allora sì, la filiera della carta del mulino ormai è diversi anni insomma che la seguiamo in questa azienda. Abbiamo cominciato ormai 4-5 anni fa
È stato un modo per l'azienda per mettere un piede dentro al sistema della sostenibilità nell'agricoltura ed effettivamente insomma, è un inizio per cominciare ad approcciare in questo senso, visto che ci verrà sempre più richiesto l'idea di un'agricoltura più sostenibile e più al passo con le esigenze ambientali. L'obbligo che ci viene imposto del 3% di coltivazione dei fiori per gli insetti impollinatori in realtà non è un obbligo così oneroso per l'azienda, per cui lo stiamo attuando senza grossi problemi. Lo stesso il protocollo che ci viene richiesto è comunque un protocollo che in ogni caso l'azienda seguirebbe, per cui non abbiamo delle limitazioni particolari. L'azienda ha ovviamente anche un piccolo vantaggio economico per il fatto di essere inserita in questo sistema, pertanto sì, l'ho portata avanti da qualche anno e l'intenzione è quello di proseguire. Grazie mille del tuo intervento. Io direi che con il Liam possiamo anche chiudere e passiamo dall'altra parte, che abbiamo uno splendido grano duro che è l'Amarcord.